Buone domeniche, che l'amor, la pace e la fede dal Signore entri in te vostre chiese, tal vostri cur e che resti. Vangelo è quel di Mark. In che volte Gesù è su de sinagoga è arrivato in chiesa di Simone e di Andrea insieme con Iacum e con Gioan. La Madonna di Simone era taliet con la fiere e gli han fevelato subite die. Lui si è svicinato, le ha chiappate per man e l'ha fatta lleva su. La fiere le ha lasciate dal momento e si è mettuta a servire. Sore sere, dopo la tamon sorelli, imenava indenant ogni sorte di malazzi, di indemoniazzi. Tutta la città si era da de donne de van de puarte, e lui ha guarito un evore di malazzi, di tanti smalatis, e alla paratur anche un evore di demonis, ma non la save che i demonis affevelassin, perché lo conoscevin benon. Talindoman un evore a buon'ora le llevat, alle Gesut, e si è ritirato un po' sfurdiman, là che si è fermata a prea. Allora Simon, qui i suoi compagni, si è mettuto a Cirilu, e dopo di averlo chiattati ha detto, e son due che ti cirin, ordis. Anendi un'altra banda dai bors d'Ulintor per predicare anche lì, perché di fatto o so Gesù. E all'elata predicate lor sinagoghi per tutta la Galilea e apparave fur tanti demonis. Benon, allora, al di Gesù de sinagoghe c'è biel vedete lo spettacolo, lui con Simone e Andrea, con Giacomo e Gioan, che vanno in chiesa di Simone. Poi bene, io vi ho in lui e in loro che finite messe vanno all'osteria dopo messe. Sapete che donne di ogni iglesia è sempre in osteria. E io uso a dire, come andate all'osteria a continuare la messa. Perché lì si contisi la vita. Lì si sprolunghi la messe e io vedo che loro stanno insieme anche dopo di esistere queste sinagoghe. Allora, te chiase e chiatin la Madonna di Simone, che era taliet con la fiere. Oh, queste Madonne di Simone è un esempio, attenzione. Iesi taliet con la fiere, all'udì in pratica no vivi. Iesi servus e non si vive perché non si servis. Dato che il Signore, difatti dopo quando sarà guarito, io servirà per dire che è tornato finalmente a dignità di persone umane. Sapete che studiosi che studiano le bestie, in particolare il passaggio delle bestie all'uomo, noi diciamo che è con l'intelligenza che è passaggio, ma loro hanno verificato che il passaggio è umanizzazione delle bestie che diventano uomo, alle state storie, quando loro hanno veduto di vecchiato il bues di una talpe, di una bestie, che aveva bulite e si era accomodato. Ora hanno detto, che bestie chi, che aveva rotte, o che aveva rotte una gambe, se è guarita e ha avuto un'altra bestia che ha veduto die. Questo è il momento di umanizzazione delle bestie che tacca diventare in pratica umane. Allora, la Madonna di Simone era taliet che era dove servide, non poteva servire, e è ben umanizzata quando il Signore si svicina a lei, la chiappa per man, la fa lleva su e si mette a servire, perché vedete, te vite per vivi, per viesi vis, bisogna vivi per qualche don, che l'ha dal senso e vite. Allora io vedo in modo che lui, al far continuare la messa per noi, no? Lì all'era la sinagoga, al far continuare fuori de sinagoghe, fuori de iglesie, che è la messa. A lei, la chiappa man, che i puars, che puarins non arrivano a essi umans, tal senso che non arrivano a essi perché altri, o che sono tal pecchiato di egoismo, che sono giusto per se stesso,
o addirittura che sono malati di potere, sono disumanizzati perché aspettano che altri si servissero, quando invece lui, lui che non ossedin umani, ossedin veramente persone che hanno il senso del loro vivi, che è tal servì qualcuno. Allora, ci mus continui la messe dalla a Ciri che in qualche forma sono disumani dal senso che non hanno il senso delle loro vite. Attenzione, che miracolo fa di sabide, o sapete che di sabide non si poteva assolutamente lavorare e vignerà criticato perché ma chi nessuno vedeva che aveva guarito e nessuno lo critica di conseguenze. Per far bene è sempre il momento giusto, sapete? Perché come fa la messa fa il bene? Con pane identico. Allora come che il Signore che alleva a torpe schiasis avvio di guarire o lo clamin con queste preghiere che veni anche di noi. Dal nome dal Pari, dal Figlio e dal Spirito Santo. Amen. Signore, tu che tu vas a tor pardot, ven anche di noi e chiapinus per man, che o sin malats, chiappe per man i fruttins, che si sentin di bessoi, per far sentire che tu russes d'ogni. Chiappe per man i giovis, che non san dice bandelà, per inviaiu sulla strada giuste. Chiappe per man i moros, che non san volessi ben, perché scoviargin è il vero amore. Chiappe per man i sposas, che ancettosi per sta insieme, per dare il tuo amore, che è il perdono. Chiappe per man i genitori, che non san più ce fa coi figli. Ioan Battias, mettiti in vore tu. Chiappe per man i nonnos, che son parasimbande, perché puoi chiappare per man i nevos. Chiappe per man i disoccupati e i bessoi, che si sentono un noie. Per Dio, che è sempre lavoro al toreame che tutto ses la loro compagnia. Chiappinus duc per man, Signor, e non sta a molanus. Amen. Allora, ho vinto di metterlo in moto anche noi, il Signore, perché, vedete, lui che aveva guarito, dopo, sono arrivati lì di tutto il paese a portare i 12 malati che avevano e lui ha guarito, perché a lui l'umanità che ha sofferenze, i fa sdul. Poi bene, alla guarito, dopo sono lasciato a dormire, al domani di binore li è vata adore, perché lui aveva di richiariare sbattere, tu capito? Anche noi, quindi sta attenti, non perdi queste robe di fa, o quindi sapete in nostri momenti per stare di bessoi. Lui si è mettuto a prea a binore, io mi immagino che hai contavi al pari, sa tu qua hai veduto, hai eri a Vilis, tu mi hai dato la forza di tirare di qua, e eri displasessi in chiesa, e eri paralizzati, in qualche forma, o sono contento che tu mi hai dato una mano, perché la salvezza è ci ridi fa diventare contenta, la in malcontenta, la in che patisce. Ecco, io mi immagino che fosse lì la preghiera che lui faceva che binore al pari. Sicché Pieri allevato con i suoi amici e al dice, vedo che tutti ti ciri in qualche lucchiate, no? Vedo che tutti ti ciri, tu sei diventato importante, oh! E lui, attenzione, la sua reazione, andando in un'altra banda, dei Borsdulintor, a predicare, perché io sono venuto fuori dal paese, l'anta prea, per propite non dipendi di loro. Attenzione che qui il Signore nos dà una lezione fenomenale. Lui non dipende di chi altri. Ecco allora. Non quindi dipende né dai complimenti che nos fanno che altri, né dalle critiche che nos fanno che altri. Perché? E c'è molto fasino non dipende. Ha preato un momento prima, perché lui dipende al pari. Perché la libera di chi altri? Vedete che come creature non scugnin dipendi, o vindome di sielgi di cui dipendi. Ecco c'è che nos insegna. Alle llevata binore per dipendi dal pari e impostare la nuova giornata, e non su ciò che pretendevano o che domandavano che dal paese prima, parla dal paese dopo.
Dal non dal pari, dal Fiat e dal Spirito Santo. Amen. Signor, c'è grande che tu sei. Tu sei dot perché altri, ma restano sempre liberi di loro. No, vi ho detto che quando Olinda Ur dice che altri sapensino o pretendino di no, o vivono come in una schiaipule, non si poi liberi. E ti vi ho detto che quando la inti tu ciri si rapporta col pari si e faccia che lui e non c'è che vuole che altri di te. Insegnino santi a noi che ste strade vias la libertà, dannos la coscienza che non c'è che chi altri sapensin e a vuelin di no. Iudinos a domandai al pari quale che è la sua volontà, e così arrivarin a restare no stes e non si stufarin mai di da chi altris. Amen. Ciao di Dio, che è un Signore fenomenale, veramente. Se non fosse, toccheresti inventarlo. Un Signore che la di noi, un Signore che ci insegna la libertà. Ma ci volesse di più, te vite. E la libertà fatta sul dipendi di Lui, pariesi per chi altris. Non robas di chi altris, no così din. Buone domeniche e mandi.